Domenico Morelli. Sono Sì. 30 anni che ci conosciamo, vero? Me lo Sì. ricordavi poco fa. Ci siamo conosciuti nella Grecia Salentina a un convegno memorabile. Io lo ricordo perlomeno come memorabile. E dopodiché ci siamo rivisti, ci siamo sentiti, abbiamo fatto corrispondenza, ci siamo tenuti al corrente, per usare un'espressione familiare. Siamo entrambi, come dire, due persone che si occupano di minoranze dalla loro gioventù. Sì, Io perlomeno dai miei 20 anni e tu all'incirca. sì, Quindi, come dire, abbiamo maturato un'esperienza e soprattutto abbiamo attraversato momenti diversi. E a proposito di attraversamenti, io vorrei cominciare non dall'inizio, perché dovremmo risalire agli anni 70, ma vorrei cominciare da un momento clou, un momento importante per le minoranze linguistiche, quando si è passati dallo spontaneismo, dal volontariato sì, a una definizione, la legge 482. Tu sì. sei stato al centro di questa elaborazione e raccontaci cosa è accaduto prima e nel momento in cui la legge viene approvata. Poi parleremo dopo di cosa ha portato, dell'evoluzione, Sì. di che cosa è capitato. Ti ascolto. Ecco, buonasera innanzitutto, grazie per l'invito qui a Ostana, grazie a Fredo Valla che rivedo con molto piacere. Questa mia è una conversazione ed è basata soprattutto sulla mia esperienza personale, come diceva Fredo, cioè fare un bilancio sui 26 anni di questa legge, della 482, che reca norme a tutela delle minoranze linguistiche. Come sapete, vicende storiche varie e complesse hanno portato nel corso dei secoli all'insediamento nel territorio italiano di numerose comunità minoritarie, diverse per lingue, tradizioni, socio-economiche. Pure in tale diversità però sentono soprattutto oggi, forse perché piano piano si perdono, la necessità di tutela della lingua ai vari livelli. La nostra associazione, il Confamily, ha cercato di rispondere sempre a questa necessità dalla fondazione degli anni '80. Quindi noi ci siamo impegnati per l'approvazione della legge, sia la 482 che reca tutela alle minoranze linguistiche storiche, e sia la 38 che, come sapete, riguarda le norme a tutela della minoranza linguistica slovena nella regione Friuli Venezia Giulia. In questa veste abbiamo sempre partecipato agli organismi statali, alle associazioni delle minoranze, incaricati di attuare questa legge. Io vorrei esaminare questo percorso storico-normativo che ha portato alla legge, evidenziando i punti critici soprattutto, lo stato di attuazione e le possibili ulteriori implementazioni del testo normativo, in particolare delle norme non attuate riguardanti soprattutto le piccole minoranze, perché, come dirò, esistono minoranze super protette e altre minoranze non protette. E sono soprattutto queste piccole minoranze che hanno bisogno in questo momento di idee chiare su che cosa vogliono, sulle strategie efficaci per riuscire a ottenerlo. E mi sembra che voi qui, dal 2008, portate avanti proprio questo lavoro, questo impegno, con una strategia, diciamo, olistica, cioè che non riguarda soltanto la scuola, la tutela della lingua, eccetera, ma riguarda tutto ciò che ha a che fare con l'ambiente. Perché secondo me le lingue si salvano facendo in modo che la gente non vada via dai paesi, cioè rimanga, crei, si evolva e abbia la possibilità di poter vivere in questi luoghi. Come sapete, la
la Costituzione, che all'articolo 6 ci ricorda che la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. Però non basta, perché al di là dell'articolo 6 c'è l'articolo 2, c'è l'articolo 3 e poi soprattutto tutta una serie di disposizioni che precedono addirittura anche la 482 nel codice penale, nel codice di diritto civile, eccetera. La Costituzione ricorre volutamente al criterio della lingua quale elemento distintivo delle minoranze etniche. Perché? Perché l'appartenenza allo Stato italiano sul criterio oggettivo della cittadinanza è questa posizione giuridica fra le varie minoranze è un dato pacificamente riconosciuto dalla Corte Costituzionale. Cioè la Corte Costituzionale, dicendo apposite norme, riconosce che esistono vari gradi di tutela. Ora, non so se è il caso di accennare lentamente, brevemente, come si è arrivati alla 482 dall'articolo 6. Sì, anche perché poi ti vorrei porre alcune... Sì. Vorrei proporti alcune mie riflessioni. Bene. La difficoltà dell'attuazione di questa legge, dell'articolo 6 della Costituzione, viene fra indifferenza culturale, resistenze politiche, incertezze giuridiche e poi dall'iniziale riserva della tutela alle favore delle minoranze superprotette di confine. Vi ho accennato che addirittura anche adesso dei legislatori del Parlamento non conoscono che esistono queste leggi di tutela delle lingue. Quindi l'articolo 6 è senz'altro fondamentale della Costituzione, ma nonostante questo lo Stato era favorevole in origine solo a minoranze di aree alpine, cioè le minoranze superprotette. Le altre minoranze erano dotate di tutela meramente potenziali. L'idea, questa è l'opinione, il giudizio di Arnaldo Pizzarusso, che come sapete ha creato in qualche modo le basi giuridiche di tutela delle minoranze. Sul piano culturale, per decenni difettò un'adeguata coscienza storica delle istanze dei gruppi di minoranza. Si temeva che un riconoscimento poteva pregiudicare l'unità d'Italia. Ma, Domenico, giustamente hai parlato di minoranze forti, chiamiamole così, sì, e minoranze deboli. Le minoranze forti sono poi tre: sì, valdostani, sudtirolesi e sloveni. sì. Perché sono forti? Sono forti perché sono state protette a seguito di vicende internazionali. L'Italia è stata obbligata a sostenere. La Valle d'Aosta si temeva ci fu un plebiscito, si temeva che potesse passare alla Francia. Sì. Il Sud Tirolo, sappiamo com'è andata, e gli sloveni dall'altra parte c'era un paese comunista e quindi bisognava in qualche modo tamponare questa presenza dando delle garanzie agli sloveni in Italia. Ora io mi chiedo se ho sempre pensato, e te lo chiedo, se un problema della 482 non sia stato proprio l'incapacità di distinguere tra minoranze forti e minoranze deboli. Aggiungo, tra minoranze che avevano un retroterra. Sì. Non so, gli occitani ad esempio possiamo dire, siamo in teoria almeno, occitani dalle Alpi ai Pirenei, addirittura una valle in Catalogna. Sì. I francesi, i valdostani francesi hanno la Francia sul confine, i sudtirolesi hanno l'Austria. Quindi, come dire, il problema delle minoranze isole linguistiche o comunque deboli è un problema completamente diverso che non poteva rientrare in un unico calderone, proprio perché ci sono istanze diverse. Sì. Nel mondo occitano, io ero un nazionalista occitano, sono rimasto in qualche modo un nazionalista occitano, ma c'era un'ambizione nel momento in cui si faceva politica a una sorta di unità,
era il periodo della decolonizzazione, Sì. e quindi si pensava che l'Occitania La potesse... grande Occitania. Ecco, la grande Occitania. I sardi a modo loro pure, ma gli albanesi, i croati, Sì, ho capito, i sì. grecanici, Mm, voglio dire, mancando un'unità territoriale, una contiguità con il paese guida, questo ha portato a varie cose. Scusa se ti prendo la parola, No, no, va bene, ma va ha bene. portato a una serie di cose, per cui gli sloveni, mia moglie è slovena ad esempio, cosa studiano i ragazzi, i figli di mia moglie quando sono stati alla scuola slovena? Studiavano la lingua slovena, Sì, c'hanno la scuola. i libri sloveni. Noi, minoranze deboli, studiamo la versione del paese, Sì, del sì, villaggio, sì, sì, sì. e non riusciamo nemmeno ad avere una lingua unica. Sì. Quindi c'è veramente una diversità che non è stata Questo- presa assolutamente in considerazione, e che non ha, in qualche modo, che ha impedito anche la realizzazione, Sì. perché si sono distribuiti i sostegni in modo Sì. senza tener conto di quella che è la realtà. Ecco. Sì, hai toccato il punto, però volevo dire che sul piano politico l'incapacità di rappresentanza delle istanze e degli interessi di queste piccole minoranze e l'esistenza di ragioni ostative di carattere oggettivo, il carattere spesso diffuso delle comunità, sono stati incapaci di affermare, l'abbiamo detto anche poco fa, una loro forza, e delle istanze capaci anche di affermare dal punto di vista elettorale, chiamiamole delle lobby, chiamiamo in questo, cioè questo di farci sentire. Questo è soltanto dagli anni 70, come dicevamo prima, e penso che anche tra di voi c'è stata questa rinascita della lingua, delle tradizioni, cioè si è visto più fortemente. Certo, con molto volontariato. Con tutto, c'è stato un fiorire di poeti, tutti scrivevano ecco, poesia. tutto volontariato, l'insegnamento nelle scuole, eccetera. Sono nate le riviste, tutte negli anni 70. Io vedo anche Molto localismo, localismo, eccetera, molto localismo. difficoltà a dialogare anche con quelli della stessa minoranza che Certo. vabbè, per voi più o meno siete come concentrati in delle zone ben definite, ma pensate agli albanesi che vivono in 7 regioni, come fai a trovare di questo? In qualche modo li ha aiutati però la 482. Comunque il legislatore negli anni 80 ha sentito queste istanze, anche perché in Parlamento, parlavo con Giacomo venendo qui, no? Col sindaco, e parlavamo di deputati e senatori di un certo periodo che per noi erano di tutt'altra pasta, erano preparati anche in queste questioni. E quindi si è posto il problema già da allora di adottare delle leggi elaborate in funzione delle particolarità proprie di ciascuna minoranza, quindi fare varie leggi per le varie minoranze, oppure una legge generale quadro, secondo alcuni avrebbe reso possibile la definizione del significato costituzionale di minoranza. Come sapete, ha vinto l'idea della legge quadro generale, anche perché hanno trovato in Parlamento una serie di deputati che in genere il gruppo radicale, poi il Partito Socialista, il Partito Comunista, anche se ci sono voluti più di 30 anni perché queste idee prendessero corpo. E questo è dovuto anche perché solo negli anni 90, in seguito agli stravolgimenti politici, la Jugoslavia, caduta del muro, e si sono affermate le condizioni necessarie al perfezionamento di un intervento legislativo di portata generale. E quindi è nel 1991 che la Camera approva la proposta del socialista Labriola, con un termine che poi rimarrà: norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche, poi aggiungeranno storiche. Però
Tutto questo è dovuto anche a un clima favorevole alle minoranze provenienti nell'ambito comunitario. Cioè l'Italia non avrebbe fatto quello che ha fatto se non avesse avuto degli impulsi dall'Europa. Sì. Vi ricordate, a partire dagli anni '80 si rilevano i primi atti di tutela delle minoranze a livello europeo. La risoluzione del Parlamento europeo su una carta comunitaria delle lingue e culture regionali e una carta dei diritti delle minoranze etniche. Relatore, un socialista, Gaetano Arfè. Dobbiamo dire che in questo periodo noi abbiamo molto collaborato come Confemini, col primo presidente Ardizzone, che alcune volte sono andato pure io a Strasburgo, proprio nella definizione dei punti principali della Carta Europea delle Lingue. E grazie anche a delle organizzazioni di eventi, di dialoghi con le varie minoranze dei vari stati d'Europa, si è riconosciuto alla fine di creare un ufficio indipendente per la promozione delle lingue meno parlate, l'EBLUL, a Bruxelles, che ha avuto importanza anche perché nella Commissione europea esistevano delle linee di bilancio che finanziavano i primi. Noi abbiamo avuto i primi finanziamenti dall'Europa, non dall'Italia. Al mio paese c'è un museo. Ma posso confermarti, Domenico, che tu sai che io sono un uomo di cinema. Sì. Nel 95 realizzai con un coregista, Diego Anghilante, un film intitolato Vallate Occitane. Sarà la prima volta che gli occitani parlavano di se stessi. Io avevo frequentato la scuola di cinema di Ermanno Olmi, avevo una sorta di, come dire, conoscevo il mestiere, o cominciavo a conoscere il mestiere meglio. Un aiuto consistente ci venne dall'Europa. Sì. Poi non c'è mai più venuto un aiuto consistente a seguito della 482, mai. Ma dall'Europa fu anche attraverso un lavoro di lobby, un dronerese che lavorava a Bruxelles come funzionario, Luigi Massimo ci sostenne, vuole dire molto tutto questo, ma fu un finanziamento estremamente importante per un film che allora costò comunque 100 milioni di lire, costò poco ma costò 100 milioni di lire, quindi effettivamente è così, però mi chiedo, voglio sempre dirti delle riflessioni che io ho fatto attorno alla 482. La 482, a mio avviso, dovrebbe avere anche un aspetto, e non ha avuto, un aspetto impositivo, proprio di imposizione. Cioè se a scuola non si insegna un occitano utile o un albanese utile, si parla italiano perché è molto più comodo. E allora l'insegnamento quali temi tocca? Tocca temi folclorici. Come etnomusicale. Come è stato fino adesso presso le minoranze povere. Il nonno che faceva il pane così, e continua. La mamma che faceva la pasta in quel modo. Cioè non si guarda al futuro, perché servirebbe una imposizione. La scuola deve fare così, cioè la scuola deve insegnare la lingua. E quale lingua? Una lingua che va bene per tutti. Su questo la 482 è assolutamente mancata. Non ti sto responsabilizzando. Anzi, no, io posso spiegare com'è. Allora, la 482 permette di poter attivare certe azioni. Nel campo della scuola, per esempio, se c'è stato, faccio un esempio nel Friuli, che si voleva in qualche modo 2 ore alla settimana, eccetera, si è fermato perché si dice che dovevano essere i genitori in qualche modo a volerlo o altro. E anche il ricorso alla Corte Costituzionale ha dato ragione, diciamo, a questa realtà, che siamo circondati da questo. E secondo me quello che si è raggiunto perché si è voluto veramente raggiungerlo. La TV, ad esempio, in Friuli Venezia Giulia mi diceva
Dorino Minigutti, che è il premiato Sì. del premio Stana quest'anno per il cinema, che la regione produce, cioè la regione non produce, ma ti dà la possibilità da di produrre, 600.000 euro per produrre sì. naturalmente sempre in economia, perché siamo Sì. sempre a noi a minoranza a produrre in economia. Comunque ti dà la possibilità, e questo materiale non giace in un cassetto nel museo di Gemona o di... No, anche è su Rai perché, Play, è su Rai Play, ma anche lo si perché può i vedere. friulani hanno questa rete di focolari friulani che vanno dappertutto, va in Argentina, va in Brasile, va dappertutto. E questo La viene regione Piemonte non ha mai fatto nessun accordo con la Rai. Sì, sì. Perché lì è una cosa, la RAI è un ministero, anzi più di un ministero, con due diciamo direzioni fondamentali, quella giornalistica e quella tecnica, che non dialogano fra di loro e che quindi rimane sempre un problema. Poi, come dice la legge, l'articolo 12, tutto si fa in accordo fra le regioni e la RAI, perché la RAI vuole che queste trasmissioni abbiano anche una ricaduta economica e purtroppo queste non vengono viste da grandi folle o di grande altro e quindi la cultura non fa profitto. Non fa profitto. Ultimamente siamo riusciti a inserire anche la lingua Albrecht con delle trasmissioni in Calabria e sembra che vadano bene. Sì, ho visto. Però, tra l'altro li fa un mio amico Galloni, Emanuele Galloni. Sì, cioè hanno cercato di valorizzare in questo modo. Però volevo dire che proprio da questi lavori che sono stati fatti in quel periodo è nata la Carta Europea delle Lingue e poi la Convenzione Quadro, che per noi è importantissima. Domenico, ti interrompo ancora perché mi hai suggerito una questione. Le 5 puntate di un'ora Sì. che sono state realizzate da Emanuele Galloni con altri aiuti sull'Arbrecht sono state prodotte con un sostegno non per la 482, ma con un sostegno della regione. Della regione che però... Perché all'articolo 14 della legge è previsto che la regione può finanziare. Che ha avuto i soldi da... Credo dal governo. Sì, c'era qualche santo in paradiso nell'attuale governo. Allora, mi dispiace dirlo, ma ultimamente, visto che magari... No, io ti provoco perché bisogna dire... No, sicuro. Sono riusciti a fare gli Albrecht una manifestazione alla Sala Zuccari, lì a Palazzo Giustiniani al Senato, sostenuti da Maurizio Gasparri. Già. Hai capito? Cioè ci vuole ciò che noi per 20 anni non siamo riusciti, incontri con ministri, eccetera, eccetera. Io le ricordo una cosa, ti ricordo una cosa. Al tempo quando Paolo Gentiloni era ministro delle comunicazioni, avevamo un buon dialogo e gli abbiamo parlato noi del Confemidi della possibilità per i poveri friulani, non per i poveri friulani, i friulani volevano e avevano le capacità. Loro stessi hanno creato un'equipe formata dal presidente della regione, dal sindaco di Udine, dal rettore Magnifico, dal vescovo, anzi un vicario generale, eccetera. 6 persone che l'hanno ubriacato questo Paolo Gentiloni, no? Non vogliamo niente, non vogliamo soldi, vi diamo i giornalisti noi perché ce l'abbiamo, capito? Perché non so se lo sapete, ma i friulani dall'inizio sono riusciti ad avere nell'ordine dei giornalisti una loro branca, non so come si dice, una loro, come si chiama? Sezione. Una loro sezione. E con dei giornalisti bravi che poi lavorano alla RAI, lavorano negli uffici della regione, della provincia, negli sportelli linguistici e un po' tutti, capito? Però non si è riuscito a far niente, perché forse i tempi non erano maturi o altro. Mentre invece da loro va bene, magari questa è la radio
la radio che ormai c'ha 40-50 anni, poi vanno bene queste trasmissioni per l'estero o per altro, anche perché la regione li sostiene. Essere sul Rai Play non è come avere una produzione che rimane nel cassetto. Sì, lo so. Sai, io l'ho vissuta questa cosa. Oggi per me è un po' diverso perché ho un certo riconoscimento, ma facevi delle cose che poi... Sì, mi ricordo. Quindi faccio solo un cenno alla Convenzione quadro per le minoranze, per la protezione delle minoranze, perché è importante. L'Italia il 3 novembre 1997 all'unanimità in Parlamento ha votato ha ratificato questa convenzione. Quindi è cominciato il dialogo con le istituzioni europee, vengono degli esperti, adesso siamo alla 6ª opinione, sono venuti qui, adesso è pubblicato la 6ª opinione, ho mandato a Giacomo e a Ines per eventuali giudizi e criteri. Quello che è importante è che questa convenzione quadro adotta alcune disposizioni programmatiche che poi sono state attuate attraverso le legislazioni naturali. Quindi le istituzioni italiane sanno che la 482 in qualche modo viene regolarmente vigilata dalla Convenzione quadro, da questi esperti che poi emettono queste opinioni. Abbiamo accennato alla simmetria della tutela delle minoranze in Italia. È una simmetria che si nota subito, certo, se si va da una parte all'altra. E le capacità... Posso fare una parentesi? Prego. Vai in Friuli sull'autostrada, le indicazioni stradali sono in italiano e in friulano nello stesso modo. Sì. Su un pannello uguale, sì. Sopra in italiano, sotto in friulano. Qui se c'è una toponomastica in occitano, come minimo è scolpita su un pezzo di legno, perché deve essere rustica, capisci? Si capisce subito che non è una cosa seria, che non è una cosa importante, perché è così, è una cosa, un pezzo di tronco che viene montato, sopra ci scrivono San Bernard, ci scrivono il nome. Cioè, non è la stessa cosa, la percezione è assolutamente diversa. Mm-hmm. Quello che è importante, adesso passiamo alla 482, quindi è chiaro, è stata votata nel 99 perché è caduto il muro di Berlino, perché l'Europa più o meno ci ha sostenuti, più o meno ha vigilato su di noi. Quello che è importante che si è cercato di fare è di, in un quadro di unità nazionale, riconoscere questa pluralità delle espressioni linguistiche e culturali del nostro paese. Questo secondo me è importante, anche perché in origine si parlava di un decentramento amministrativo, cioè si voleva in qualche modo che le regioni collaborassero di più per l'attuazione di questa legge. E poi una legge che ha reso omogenea la garanzia per tutte le minoranze e quindi favorito anche stabili collegamenti fra comunità minoritarie, depositarie della stessa lingua. Questo è importante, guarda. Noi albanesi in 7 regioni abitiamo e prima non c'erano stati delle organizzazioni per cercare di lavorare insieme. La legge ha fatto questo, chiamiamolo così, miracolo di unirsi, di, diciamo così, di contrastarci un po' di meno. Ti posso provocare ancora una volta? Prego. Allora, ritorno di nuovo sullo status delle minoranze. Io mi sono chiesto tante volte, prendiamo a caso una minoranza a caso, i croati del Molise, no? Sì. Che pare siano abbastanza attivi, li abbiamo avuti anche qui al premio, qualcosa, insomma, perlomeno ci sono alcune persone attive. Sì. Sono considerate una minoranza linguistica,
Ma allo stesso modo gli Stati Uniti d'America potrebbero considerare una minoranza linguistica gli italiani di Little Italy. Sì, ma Insomma, io ti dico una cosa in più, i croati addirittura sono una minoranza tutelata più di tutte le altre, perché c'è stato un accordo di Osimo, ti ricordi, nel 1970, in cui, non ricordo questo. in cui la Croazia ha voluto che fosse inserita in questo accordo la reciprocità con la tutela degli italiani in certo, Croazia. certo, Loro certo. hanno voluto e hanno preso proprio questi, Certo, capito? certo. Adesso c'era sottoscritto anche un budget che era di 100 milioni l'anno, che poi non si sa come sono finiti, perché le piccole minoranze molte volte non hanno neanche la capacità di fare progetti o altro. Certo. Capito? Sono 3 paesi, i sindaci adesso vanno d'accordo, prima non andavano d'accordo, eccetera, eccetera. E quindi si è creato in questo modo. Piuttosto il problema è stato l'individuazione delle minoranze. Ti ricordi tutta la storia, perché 12 e non di più, capito? E fra queste Poi minoranze si doveva aderire. si doveva aderire e si aderì. Qualcuno ha aderito per convenienza, vedendo la Sì, possibilità, dappertutto. Si sperava che lo la sa che possibilità cosa. di avere dei Ho finanziamenti. seguito tutto, ho seguito io questi qui, no? Provincia di Reggio Calabria, 4 paesi ricchi, ce ne sono 19, con Reggio addirittura città bilingue, capito? Perché dice sono scesi dai monti e abitano qui e quindi siamo in questo qua. Questo elenco chiuso delle minoranze, che poi è stato sancito anche dalla Corte Costituzionale, è venuto da uno studio che è stato, a cui abbiamo collaborato anche noi, che è stato dato a 3 saggi, Arnaldo Pizzarusso, Tullio De Mauro e Pellegrini dell'Università di Padova. Quindi un giurista e 2 linguisti. Questi hanno fatto degli studi, un bel dossier che c'è al Senato. Perché? Perché si sono partiti dalle grandi minoranze delle regioni di confine alpine, no? Questi hanno una lingua, una cultura con le popolazioni dell'altra parte del confine. Esatto. Quindi proprio per questo devono essere valdostani, germanofoni, ladini, sloveni, Tutelati. hanno diritto al riconoscimento, come abbiamo detto anche per ragioni internazionali, perché gli sloveni, battuti Londra del 54, De Gasperi Gruber per i valdostani. E prima ancora il censimento Sì. fu fatto da Aosta con 25.000 che votarono per l'adesione alla Francia. Sì, e quindi si è dovuto per forza aderire a questa idea. Le altre comunità disperse, la loro tutela pare difficile a causa dell'esiguità numerica e della dispersione del territorio. Quindi Scusa, ho detto censimento, volevo dire plebiscito. Vai avanti. sì, si è visto chiaramente questo qui. E poi infine la Sardegna per l'autonomia e la diversità, che è sempre sottolineata, e quindi che discende dall'insularità e dalla condizione storica di isolamento, e Friuli Venezia Giulia, perché la particolare autonomia rispetto ad altri sistemi italo-romanzi ha favorito l'identificazione del friulano, lingua neolatina. Quanto è influito, Domenico, il riconoscere i friulani come contrappunto agli sloveni, così come quanto è influito, ti chiedo, riconoscere i ladini come contrappunto ai sudtirolesi? Sì, queste particolarità, questi sforzi ci sono sempre stati. I friulani hanno fatto una lotta forte, subito dopo il terremoto, no? Con un pugno di deputati, ma che veramente combattevano. C'era uno, adesso non mi ricordo il nome, che andava ogni mattina a disturbare Andreotti mentre faceva la barba in Parlamento, gli diceva guarda che... e lui era contrario fino alla fine. E poi si è dovuto convertire quando ha visto che hanno tradotto la Bibbia in friulano, il messale in friulano.
capito? E poi, ripeto, Poi il fior di poeti, insomma, Sì. fior di poeti. L'università, il Dipartimento Linguistico, con una sezione friulana, penso che sia l'unica in Italia che, sin dall'inizio, ha creato una laurea per insegnante in friulano. Tanto è vero che i friulani oggi sono gli unici che hanno un organigramma, con vari punteggi per tutti questi insegnanti per le Certo. scuole, e che sono capaci più delle altre minoranze, diciamo così, per questa possibilità. Questa legge dunque ha 3 pilastri, la 482, cioè la possibilità di poter utilizzare la lingua nell'amministrazione pubblica. In molti paesi viene utilizzato. Io vedo che da me in genere nei consigli comunali e in altri si lavora. L'insegnamento della lingua della scuola, di cui magari dirò qualche cosa dopo, e poi l'accesso alla TV di Stato. Quello che era importante è stato, come diceva poco fa l'amico nostro Zole, era il budget. Va bene, cioè perché 20 miliardi di allora, 10 milioni di euro, che poi non sono stati dati per 3 anni, perché non esisteva ancora il regolamento d'attuazione, voleva dire, guardi, sportelli in ogni paesino, soldi che arrivavano a, come si dice, così, bastava fare un piccolo progettino e altro. E soltanto a partire dalla promulgazione della legge, il ruolo delle regioni, non dico di tutte, ma di molte regioni è stato importante, soprattutto Friuli Venezia Giulia, la Sardegna. Queste regioni sono riuscite come regioni autonome ad avere una loro competenza sulle minoranze, e tra l'altro prendono un quarto l'uno, un quarto l'altro dei fondi della 482. Per esempio l'anno scorso il Friuli Venezia Giulia ha avuto 541.000, sono 3 milioni di euro, cioè non è che sono tanti. E invece la Sardegna 386.200, cioè senza progetti e senza niente. Cioè, mentre queste piccole minoranze si devono dar da fare per presentare qualche cosa, questi invece non sono riusciti a fare. Quindi quali sono questi aspetti positivi di questa legge? Io lo faccio riferendomi soprattutto agli organi che dovrebbero in qualche modo attuare questa legge, gli affari regionali, che hanno la competenza prevalente. Perché? Perché hanno il fondo della 482 viene curato dal Dipartimento degli Affari Regionali, come sapete, in base a dei progetti che vengono dati e che vengono dati. Io penso che l'attività di ripartizione dovrebbe essere adeguata alle mutate esigenze, no? Faccio un esempio, per esempio. Gli sloveni non hanno bisogno di progettazioni o di altro. Hanno un comitato culturale, il quale gestisce i vari articoli della legge, che so io, il sportello linguistico, c'è bisogno di insegnanti oppure altre cose. Cioè non c'è bisogno ogni anno di fare un progetto. Questo lo dico anche per la scuola. Certo. Perché diventa tutto un progettificio, no? Cioè l'insegnamento della lingua viene dato come il progetto che fa l'Enel sull'energia, no? Oppure sull'acqua, la CEA a Roma o altro. Quindi praticamente potrebbe essere meglio disciplinato le varie modalità di ripartizione del fondo. Vi faccio solo qualche esempio. Nel 2025 il fondo è stato di 2.760.000 euro. Le amministrazioni statali, per esempio, alcune prefetture hanno lo sportello linguistico, hanno avuto dei fondi per poter utilizzare. E così pure il Friuli Venezia Giulia e la Sardegna.
se facciamo un'analisi del finanziamento, io ho cercato di farlo, c'è senz'altro un aumento dell'8% delle richieste rispetto al 2024. In parte le attività culturali, c'è stato un incremento dell'80% riguardo al 2024, mentre invece per lo sportello linguistico una diminuzione, perché dicono che ormai dopo tanti anni tutti dovrebbero parlare la lingua, quindi non c'è bisogno nei comuni né qualcuno Ma che... a questo proposito, Domenico, perché nonostante la 482, nonostante il grande lavoro che è stato fatto, un risorgimento comunque in atto, le famiglie non sentono il bisogno di promuovere la lingua? Perché non la sentono utile? Perché noi, vedi, stiamo parlando di una legge, ma il primo momento, la prima difesa è nelle famiglie. Se io decido di parlare sloveno ai miei figli, occitano ai miei figli, lo faccio con poca soddisfazione, ma lo faccio. Perché dopo la prima elementare, mentre prima parlava un po' di occitano, dopo la prima elementare mi ha risposto sempre in italiano. Che cosa bisogna fare perché la gente ami la propria lingua? Perché siamo a... Cioè, la lingua si sta perdendo, diciamoci la verità. Si sta perdendo. Non Sì. dappertutto. Certo, dove in Friuli, in Sud Tirolo, dove la lingua è stata un elemento di identità forte, questo non è successo, però si sta perdendo. Altrove si sta perdendo. Rimane Sì. nelle grandi manifestazioni folcloriche, Sì, se vediamo, nei se concorsi vediamo di poesia. gli studi che vengono fatti, per esempio, nelle scuole, no? Alcuni paesi, anche se si insegna l'Albrecht, per esempio, i ragazzi parlano sempre di meno l'Albrecht perché la famiglia parla in italiano, perché pensa che l'insegnamento di l'apprendimento di una nuova lingua in qualche modo frena il perfezionamento dell'italiano. È una cosa vecchissima questo qui, che è come se il nostro cervello, no, come se il nostro cervello fosse a scompartimenti stagni, no? Il professor De Mauro parlava del metodo dello sciacquone, no? Dice: se io parlo l'albanese non posso parlare l'italiano, se parlo l'italiano tiro l'acqua e va via l'albanese. È per questo che ci vuole un obbligo nella scuola, Sì. non una possibilità, un obbligo. I catalani non hanno bisogno di chiedersi se c'è... Sì, lo so. Cioè, bisogna... È così. Non so, non sarà un agire democratico, ma penso, però ci vuole un obbligo, altrimenti... Perché nella 482, subito nel regolamento d'attuazione, si è molto lavorato per la scuola. Cioè sia il gruppo di lavoro che lavora al Ministero della Pubblica Istruzione, che ha dato opportunità per la valorizzazione e il rilancio del patrimonio linguistico. Come hai detto giustamente tu, il limite della legge è l'assenso dei genitori. Capite? Se in molte parti ormai non si chiede più. Quindi automaticamente tutti seguono l'insegnamento della lingua. Però il fatto di aver lavorato e il fatto di non riuscire in qualche modo a sfondare questo, cioè andiamo avanti per progetti, per piccoli progetti. E noi abbiamo delle fortune in Italia. La scuola migliore d'Europa è senz'altro la scuola ladina. Lo sapete com'è fatta, no? Sono 3 fasce, per 15 giorni italiano, 15 giorni in tedesco, 15 giorni in ladino, tutto quanto, tutto il programma. E l'inglese. Fai la maturità e sai bene 4 lingue. Mi ricordo che una volta lì a Strasburgo avevo fatto invitare Roland Verra, forse l'hai conosciuto senz'altro, era il sovrintendente della scuola ladina, che è venuto a parlare della sua scuola. E i rappresentanti di tutta l'Europa sono rimasti con gli occhi aperti. Ma come fate? Dice: abbiamo un po' di soldi, perché questo implica
Ma lì è obbligatorio fare certo. questo. Dacci una parola di speranza e poi chiudiamo perché Sì. dovremmo forse... Io penso che proprio partendo da qui, dal lavoro che fate voi, che sembra un lavoro da certosini, cioè non so, di innamorati, di certe Sì, hai detto cose, bene. io penso che si può avere un'idea del futuro. Cioè le nostre lingue hanno un futuro, ma se si basa su questo. Mi dispiace che domani non c'è Vincenzo Bruno, il professore, perché non sta bene, gli è arrivata una brutta febbre, sta molto male. Ma lì potevi vedere dalla figura e dalla testimonianza di quest'uomo, che per più di 50 anni, no? A Civita, in un paesino, sperduto, anche se adesso è il più bel borgo d'Italia, ha continuato a lavorare, a insegnare, ha pubblicato 34 libri. Poi, seconda cosa, ha creato il teatro, perché uno dei primi è stato un antesignano. La lingua non si insegna soltanto come il greco e il latino, le declinazioni, ma è una lingua parlata, già tutte la parlano. Quindi partiamo proprio dal parlato. Grazie. E faceva Faceva sentire orgogliosi questi attori. Speriamo che ci manda un video e così possiamo vedere come gente del paese, no? Che non fanno nessuno sforzo per rappresentare non solo la loro vita, ma anche grandi poeti e grandi scrittori. Questo Grazie, penso Domenico. io. Vedere quello che rimane, quello che si fa. Ma si fa tanto, guarda, io giro parecchio, non dico che sono sicuro che, ma penso nella sopravvivenza non nel senso di sopravvivere, non morire, ma anche nella capacità di credere e nella capacità di vivere questa nostra tradizione, questa nostra realtà che è meravigliosa. Grazie. Grazie a voi, Domenico. scusate se sono stato un po' così, un po' qua e là, non so come dire. Grazie veramente, grazie. Possono fare domande o no? No, direi di no. Siamo un po' lunghi. Metti il cartello? Sì. No, si può tagliare e faccio domande. Scusa Domenico se ti ho rotto le scatole. No? No, mi sei piaciuto, guarda, piuttosto che fare una lezione qua, Con una nota di speranza e di cauto ottimismo, va bene. Io dalla mia posizione di ingegnere informatico elettronico e ora nella seconda parte della vita anche cosiddetto linguista o quantomeno aspirante tale, ho un po' una vista diversa e su certi punti di vista vi proverò a raccontare che siamo in un momento storico per la tecnologia linguistica che è di assoluta rottura. Cioè tutti noi abbiamo un'età tale che abbiamo visto almeno 4-5 rivoluzioni notevoli, no? Nell'ambito della quella che si chiama informatica. La prima che anche io ho fatto in tempo a vedere è stata quella dei cosiddetti home computer, la prima informatizzazione di massa all'inizio degli anni '80, poi c'è stata quella dei PC negli uffici, diciamo
diventato uno strumento universale nel lavoro d'ufficio, ma certamente in tutti i lavori. E poi internet alla fine degli anni 90 e lo smartphone all'inizio degli anni 10. Queste sono le grandi rivoluzioni. Questa di ora, secondo me, dell'intelligenza artificiale è di dimensioni paragonabili o forse anche più grande. Poi è difficile dire cosa vuol dire più grande. L'iPhone, insomma, lo smartphone in tasca di ognuno è già una cosa che ha cambiato la vita di tutti, ha cambiato forse l'antropologia proprio. Ma comunque questa l'intelligenza artificiale è un punto di rottura spaventoso. Tutti ce ne rendiamo conto in maniera un po' così intuitiva, no? Però vediamo un po' di così, andiamo a dare un po' di contorni di questa cosa. Allora, le lingue più parlate del mondo, lo sapete, sono quelle arcinote, l'inglese, lo spagnolo, il cinese, l'indi. Lingue che sono parlate dell'ordine di 1 miliardo di persone, va bene? Per darvi poi un po' di numeri, le lingue di cui parlava Domenico e Frido sono lingue molto parlate rispetto a quanto poco parlate possono essere altre, nel senso una lingua con 10.000, 15.000, 20.000 parlanti è grande rispetto alla coda lunga di lingue che hanno 800, 1.200 parlanti. In Indonesia, in Papua Nuova Guinea, sono comunità vitali, non moribonde, vitali, in cui il numero di parlanti è dell'ordine delle migliaia, non delle decine di migliaia. Per darvi un'idea, la 100ª lingua più parlata al mondo è il napoletano nei numeri delle statistiche. Cioè una lingua con 4 milioni di parlanti attivi è una lingua grossa. Okay? E ovviamente, come sempre in queste cose, c'è una distribuzione alla Pareto, no? Pochissimi occupano grandissima parte dello spazio, quindi ecco, lo spazio occupato dalle grandi lingue internazionali, appunto l'inglese, il cinese, l'indi, lo spagnolo, l'arabo e giù fino all'urdu, che poi è una variante dell'indi più o meno, insomma, quindi già quelli insieme fanno 1 miliardo di persone. È molto diverso dallo spazio occupato dalle lingue occupate su internet, in cui l'inglese è primo, quasi primo in tutte e due, ma la classifica è completamente diversa. L'olandese magari è la 7ª lingua più presente su internet, ma è la, non so, 50ª lingua più parlata al mondo, una cosa del genere. Non c'è. Quindi c'è tutto un mondo enorme di lingue a bassa dotazione digitale che sono a volte lingue enormi e a volte lingue piccole ma con dotazione non così cattiva. Il caso che vedremo dopo è il ladino, lingua piccolissima come numeri ma a dotazione digitale importante. Mentre il giavanese, che è parlato da 100 milioni di persone nell'isola di Giava, lingua non ufficiale di nessuno stato, quindi tecnicamente lingua minoritaria, 100 milioni di parlanti, 100 milioni, l'italiano ne ha 57 milioni, 60 milioni contandoli male, e non ha nessuna presenza ufficiale e nessuna presenza digitale o quasi. Allora, queste tutte cattivissime notizie. In realtà no, non così cattive, perché? Allora, vedremo perché. Allora, innanzitutto, cos'è questa benedetta intelligenza artificiale? In 2 parole, l'intelligenza artificiale è un oggetto semplice da spiegare, cioè è un meccanismo di classificazione. È la stessa cosa che già da esistere a 20 anni nella diagnostica medica, no? Gli si dà un'immagine e lui lo classifica secondo una serie di categorie, tipo malato, sano, rotto, di un osso, non rotto, patologico, fisiologico. Qui sono categorie semplici. Se voi aumentate il numero di categorie potete insegnare a un sistema a riconoscere è un gatto, è un cane, è un armadio, no? E così via. Più aumentate il numero di categorie, più è difficile la categorizzazione, naturalmente. Ma concettualmente il sistema è, gli do un ingresso, gli do uno stimolo, gli do dei dati e lui me li categorizza secondo un set, un insieme di categorie finito e non necessariamente piccolo, ma neanche così enorme. Ecco, il linguaggio umano è diviso in questi sistemi in 32.000, 64.000, 100.000 a seconda dei sistemi. Comunque ChatGPT mi sembra abbia 32.000 simboli. 32.000 simboli sono gruppi di lettere. Non sono parole, non sono lettere. Se fossero lettere sarebbero 30 o 200 se mettiamo altri alfabeti. Non sono parole intere perché sarebbero miliardi. Sono pezzi di parole, circa quarti di parole, un terzo di parole. Sono circa 60.000. Sistema, l'intelligenza artificiale è soltanto un aggeggio che, datogli uno stimolo alla domanda che gli fate, predice, dà come categorizzazione la più probabile prossima parola. Quindi su 32.000 dice è il tipo 7, è il tipo 31.241. E quello, in questo modo, creando, essendo addestrato su enormi quantità di testo, riesce a predire in maniera apparentemente prodigiosa, quasi che sembra un uomo, un umano,
il prossimo carattere. A forza di prossimo carattere, costruisci interi discorsi. Ritrovando, al contrario di altri sistemi, sostanzialmente il sistema ripredice la prossima non solo sulla base di ciò che gli ho chiesto, ma sulla base di ciò che ha detto fino a quel momento. Quindi lo stimolo non è la domanda, ma è la domanda più tutta la risposta fino a quel momento. Questi si chiamano sistemi ricorsivi. Ecco, questo è un sistema talmente agnostico, talmente, detto male, stupido, talmente incosciente di qualunque profonda legge linguistica che i linguistici affanniamo di provare a capire le regole della grammatica, le regole delle sintassi. Questi sistemi non sanno nulla di tutto questo. E questa è una buona notizia per noi piccole lingue, perché sono sistemi che davvero non conoscono prestigio. Cioè tutto quello che abbiamo visto finora con Domenico e Fredo essenzialmente si può ridurre a un'unica parola, che è quello che si chiama prestigio linguistico. Il prestigio linguistico è dato dalla storia culturale e dalla storia letteraria. No? È evidente che il prestigio linguistico dell'italiano da Dante in poi non è lo stesso del prestigio linguistico del friulano, che è meno, ma non è zero, e ancora meno del dialetto di Vagli di Sotto in Lunigiana o in Garfagnana, non mi ricordo. È evidente che è così, no? E questo è talmente evidente che è presente alla coscienza di ognuno, nemmeno alla coscienza, in maniera incosciente. Perché i genitori parlano quell'altra lingua maggioritaria e no? Perché è più prestigiosa. Cosa vuol dire più prestigiosa? Non lo so. Lo sa benissimo chi parla, è più prestigiosa. Poi viene razionalizzato dopo dicendo è più utile nella vita, è più utile nella... Sono tutte balle. Lo sanno tutti benissimo che non è vero. Quello che invece nessuno sa e nessuno sa dire è che la lingua è più prestigiosa, è più fica, è più normale, non suona strana. Quindi tutto il problema è portarla alla normalità, no? Perché in certi posti le lingue minoritarie, anche poco difese, caso emblematico è il tabarchino di due isole, di un'isola e mezzo, di due isole, una non è un'isola, no, sono tutte e due isole. Sì, l'altra è collegata a terraferma, ma è un'isola. Di San Pietro in Sardegna, dove parlano genovese, non è tutelata la 4 perché è genovese, il genovese è un dialetto italiano per la legge, non è una lingua, però per la regione Sardegna lo è, insomma, tutte cose molto complicate. Nella pratica non c'è nessuna tutela. I bambini sono tutti socializzati in tabarchino. Perché? Perché dal loro punto di vista è una lingua che ha prestigio, grosso modo in termini probabilmente oppositivi, cioè del fatto che loro non si sentono sardi, e quindi è anche questo. E anche questo è un fenomeno che si trova nelle valli ladine. Perché il ladino è così vitale? Perché sempre purtroppo la trasmissione linguistica ha anche un fenomeno di tipo proprio di gruppo, di identità di gruppo, che è sempre inevitabilmente oppositiva, non necessariamente violentemente oppositiva, ma oppositiva nel senso io non sono di quel gruppo, tu non sei, invece io sono di questo e tu non lo sei. E quindi i ladini, in quanto né italiani né tedeschi, avendo due lingue dominanti, per paradosso, hanno più prestigio linguistico di quelle lingue dominate da una lingua sola. Di tutto questo, come l'occitano nei confronti dell'italiano, l'occitano nei confronti del francese in Francia. Tutto questo l'intelligenza artificiale se ne frega allegramente, non sa nulla di tutto questo. Quindi pensiamo anche al problema del prestigio della televisione. È brutto dirlo, ma purtroppo viviamo tutti in un mondo in cui quello che era normale non un secolo fa, 10 anni fa, 3 anni fa, 3 mesi fa, diventa incredibilmente obsoleto. Oggi lo so della battaglia di Domenico, l'ho fatta anch'io, ma adesso la televisione, ma chi la guarda più? Al di sotto di una certa età. In molte famiglie non c'è direttamente neanche più la televisione in casa. Ok? Quindi fare una battaglia per fare dei programmi in sardo, che la regione Sardegna fa, non lo so, può avere senso a livello simbolico, con un'offerta di contenuti in tutte le lingue del mondo, istantanea, dell'ordine di miliardi di ore, di qualunque argomento. Vado a vedere il talk show in sardo, ma ci crede qualcuno? Quindi è cambiato tutto, sta cambiando tutto. Dov'è la buona notizia? La buona notizia è che veramente quel discorso io faccio da anni, è anche uno dei miei articoli più citati, nei limiti di essere poco citato naturalmente, scientifici, che si chiamava Le nani sulle spalle dei giganti.
veramente queste tecnologie sono dei giganti sopra cui i nani, che sono queste piccole lingue, ma piccole lingue anche il giavanese, in questo senso il giavanese è uguale all'arbrescia, non cambia granché, ci si possono sedere. In che modo? Essenzialmente in due modi. Uno, per il fatto che le lingue umane, per quanto tutte molto diverse, non sono infinitamente diverse, no? Non si sa bene quali sono i universali linguistici, non si sa bene dove finisca la variazione linguistica. L'impressione è che le lingue possono essere davvero molto diverse, no? Il cinese è molto diverso dall'italiano, al quale è molto diverso dal giapponese a sua volta. Però c'è qualcosa che questi sistemi sono scatole nere, nemmeno chi li progetta sa come funzionano, questo deve essere molto chiaro. L'essere scatola nera è un termine tecnico. Scatola nera vuol dire un oggetto complesso in cui io ci ficco una cosa, si chiama input, esce un output, so come l'ho progettato, so cosa c'è dentro a quella scatola, ma non so come quel segnale è elaborato. Cioè qualunque progettista di reti neurali ti sa dire la mia rete è una rete a 7 strati, con 1 miliardo di parametri, con questi pesi, tutta una serie di note tecniche. Dopodiché gli chiedi, ma perché se gli faccio sta domanda risponde così? Non ne ho la minima idea e non è possibile averne la minima idea. Non si può tracciare il percorso che il vostro segnale fa. Voi sapete che se gli date una radiografia lui ti dice osso rotto e grosso modo ci azzecca perché l'avete addestrato con miliardi di altre radiografie, no? Ma non sapete bene perché. Anzi, non sapete affatto perché. Quindi questo essere scatole nere rende interessante il fatto che noi ci possiamo, come dire, disinteressare entro un certo limite del contenitore, che è questa scatola, e concentrarci sui contenuti. Cioè i contenitori sono questi megasistemi che nella versione più recente sono protetti commercialmente, accessibili solo su abbonamento, pagando, ma che nelle versioni non immediatamente più recenti, di 2 anni prima, di 6 mesi prima, di questo si parla, sono spesso rilasciate pubblicamente. Quindi possono essere utilizzati dalla comunità di ricerca. Vediamo degli esempi pratici. Io, poi arriviamo a vedere perché sono lì e non altrove, io con i famosi gruppo di ladini, che sono fortunati, che sono ricchi, che sono pochi e pieni di quattrini, ovviamente, ma non pieni di quattrini, un po' meno poveri degli altri, diciamo. Abbiamo messo in testa di provare a fare un traduttore automatico di ladino. Il ladino è una lingua anche antipatica perché, essendo molto ricchi e molto viziati, ha 4 standard ortografici diversi, ha deciso di avere uno standard, sì, ma uno standard che copra ogni valle, pur essendo le valli differenziate all'interno, e non uno standard che copre tutte le valli, anche se si è provato a farlo, ma poi non è stato granché accettato. E quindi abbiamo fatto un traduttore in ladino in 2 varietà ladine, quelle a base tedesca, insomma, cioè quelle nella zona a linguatetto tedesca, insomma, dell'Alto Adige, cioè il badiotto e il gardenese, usando un sistema di traduzione automatica rilasciato liberamente, quindi non l'ultimissima versione, ok, da Meta, questi grandi giganti tecnologici che si chiama, quella che fa Facebook, quella che fa Instagram. Gente di cui non abbiamo particolare simpatia dal punto di vista forse anche etico, chissà, ci spiano, ci comprano i dati? Probabilmente sì. Intanto hanno un ufficio tecnico di ricerca che ha una produzione scientifica di 1000 volte quella di tutte le università messe insieme, perché hanno i fondi, ok? Che gli permette di rilasciare pubblicamente la versione non proprio ultimissima dei loro sistemi. E abbiamo fatto quello che si chiama fine tuning. Fine tuning vuol dire addestramento fine, messa a punto fine, messa a punto di dettaglio. Cioè voi avete pensate che un sistema, una radio, è grosso modo sintonizzata sul canale giusto, ma l'ultimo tocco al sintonizzatore, l'ultimo decimo di giro, no? Più o meno sulla banda è giusta, ma gracchia un po', quello si chiama fine tuning. Ecco, questi fine tuning sono oggetti che costano infinitamente meno. Vi do dei numeri. ChatGPT ogni giro di addestramento, cioè quando rilascia la versione nuova, ogni 3-4 mesi, spende 200 milioni di
affitto dei server su cui fa girare l'addestramento e di energia elettrica. 200 milioni. Voi capite che è al di fuori di qualunque possibilità, ma neanche di uno Stato. E questo in 3 mesi. Ok? Fare un fine tuning su un sistema come l'AMA, insomma questi rilasciati, può costare, che ne so, una settimana di calcolo? Una settimana di calcolo di un server potente? Vogliamo dire qualche centinaio di euro di corrente? Roba del genere. Questi sono i rapporti. Va bene? E dato che il ladino non è molto diverso, non è infinitamente diverso dall'italiano, Rarbrecht non è infinitamente diverso dall'albanese d'Albania, no? Ovviamente, a parte casi molto speciali di lingue isolate, il basco è uno di questi, che non hanno parenteli, ma anche le lingue isolate condividono gli universali linguistici, perché poi alla fine la gente parla in un modo che gli altri la capiscono, quindi il cervello grosso modo, qui abbiamo Edoardo, che forse non è sempre d'accordo su tutto quello che dico, ma il cervello grosso modo funziona, siamo tutti della stessa specie umana, quindi più o meno. Quindi qualcosa ci deve essere di comune e noi non lo sappiamo che cosa questi sistemi trovano in comune tra le varie lingue, non abbiamo la minima idea, però ci accorgiamo che facendo il fine tuning per il ladino su una lingua era stata addestrata sull'italiano, io ci metto 1/1000 del tempo e spendo 1/1000 dei soldi, capite? Fa una bella differenza, capito? Questo permette di superare, se non superare, di mitigare 2 problemi colossali della politica linguistica che Fredo e Domenico ricordavano prima molto bene, e cioè il problema dello standard e il problema della lingua della nonna. No? Le lingue a basso prestigio, per definizione, non perché sono fatte di scemi o parlati da ignoranti, ma proprio è il tratto definitorio di essere una lingua minoritaria, è quello di avere una percezione eccessiva della differenza tra dialetti, no? Fa parte di qualunque barzelletta, i toscani, i pisani, i livornesi parlano diverso, non è vero niente, non è assolutamente vero niente, è vero che c'è quelle piccolissime differenze che è l'1 per 1000, l'1 su 1.000.000, però il nostro cervello è capace di individuare, perché noi siamo macchine, cervelli sono macchine fatte per capire l'appartenenza di gruppo su base linguistica, è il motivo per cui le lingue sono tutte diverse, è il motivo della maledizione di Babele, siamo così perché noi dobbiamo immediatamente riconoscere uno come appartenente a noi o non appartenente a noi, quindi siamo bravissimi in questo. Quindi, sì, noi parliamo qui, ma a Ostana, ma invece a Uncino tutto completamente diverso, no? Questo è vero da una parte non è vero, è un po' vero e è un po' non vero. Ma quello che invece è interessante è che noi non lo applichiamo per le grandi lingue di maggioranza. No? Nessuno si sogna di dire, quando io parlo in italiano con un siciliano, io non lo capisco. Non esiste. Eppure io mi rendo perfettamente conto che le vocali sue sono diverse dalle mie, che io aspiro delle consonanti che lui non aspira, e lui raddoppia le consonanti che io non raddoppio, che al confine di parola lui mette delle doppie che io non metto, io invece ne metto altre. Tutto questo passa completamente sotto silenzio perché abbiamo la percezione sociologica che di parlare la stessa lingua. Il discorso per le lingue minoritarie semplicemente non avviene perché questa lingua tetto non c'è. Noi abbiamo la voglia, lo sforzo di fare questa lingua tetto, ma non possiamo fingere di essere in Catalogna. Lo dico a Fredo, io vorrei, ma non ci siamo, non è la Catalogna. Vorremmo che lo fosse, ma se fosse la Catalogna non avremmo i nostri problemi, capito? È un problema completamente circolare. Quindi dire te o un cinese non devi accettare lo standard, è vero, io lo dico, io lo penso, ma principalmente lo penso perché non sono cinese. E quindi, essendo straniero, io devo per forza imparare una lingua standardizzata. Ed è quello che succede, paradossalmente questi problemi del purismo dialettale, si chiama così, si stanno risolvendo nei posti dove la lingua sta scomparendo, c'è tutta una generazione di neoparlanti che il dialetto della nonna non lo conoscono, quindi rimparano sui libri. In Sardegna è una cosa abbastanza diffusa, si sentono dei sardi, che io sono un discreto conoscitore del sardo, mi fanno orrore, ma di dove sei te? Ma l'ho imparato a scuola, quindi di nessun posto, un po' come l'italiano, a parte di noi toscani, è parlato con accenti un po' neutri dati dal fatto che è stato insegnato sostanzialmente per via scritta, no? Quindi questo problema di cui non si trova soluzione può essere paradossalmente
se non risolto, portato a una forma di soluzione grazie a queste tecnologie che sono stupide e soprattutto non accettano negoziazioni. Se te vuoi addestrare un sistema e scrivi casa, che vuol dire casa in ladino, in 36 modi, perché uno dice cosa, uno dice chas, uno dice chas, uno dice ch, ma è un po' diversa, è un po' meno aperta. L'intacco palatale non è uguale, c'è chi dice ch, ci dice ch. La lingua non è al centro del palato, è tra palato e denti, alveolo palatale, diversa dal palatale. Allora, capito? Il sistema che deve nutrirsi di una quantità di dati statistici, deve ritrovare pattern, ritrovare schemi ricorrenti, non li trova e quindi non funziona. Quindi almeno su come scriversi bisogna mettersi d'accordo. Questo, se si vuole usare questi sistemi, va oltre la nonna, cioè semplicemente è impossibile, come è impossibile fare patenti di guida in 308 varietà di sardo. Se voglio fare le patenti di guida, devo scrivere in un modo solo, se voglio fare i libri scolastici, già non ho i soldi per farli in uno, non posso fare. Ma mentre lì posso dire, ma in fondo, vabbè, ci provo, e infatti ci sono questi libri scolastici fatti un po' a mano dalla maestra locale, in grafia locale, che in realtà diminuiscono il prestigio della lingua, perché da una parte sono le edizioni Giunti, perfetta, colorata, rilegata, e dall'altra un ciclo stile osceno fatto dalla mia nonna, ma insomma, vabbè. Qui no, qui proprio non si può. Quindi sulla grafia bisogna essere netti, perché questi sistemi si nutrono di corpora, cioè di quantità di testo, non così spaventosamente grandi come quelle delle grandi lingue che hanno prodotto questi addestramenti, milioni di miliardi di parole, ma quest'ultimo strato può essere dell'ordine di qualche milione di parole. La Bibbia sono 200.000 parole, per darvi dei numeri, è poca roba 1 milione di parole, è poca roba, va bene? 10 milioni, è poca roba, sono alcuni romanzi, ok? Per dare già un quadro del lessico e delle corrispondenze sintattiche tra una lingua e l'altra. Quindi sul fatto della grafia standard qui non si negozia più, se si vuole questi sistemi bisogna mettersi d'accordo. Lo impongono. Viceversa, invece, un altro dei grandi problemi, che è quella della differenza orale, che è quella più percepita, su questo i sistemi sono straordinariamente di nuovo agnostici. Sistemi di generazione di testo si chiamano decoder only, in sostanza non generano testo ma non trasformano un testo in un altro. È una distinzione un po' tecnica, ma il concetto sono sistemi che proprio, dato un pezzo di testo, predicono quello che viene dopo. Avete notato che i traduttori automatici vecchio stile Google Translator funzionano peggio di quelli fatti con l'intelligenza artificiale? Perché gli uni sono veri traduttori, gli do una cosa, la trasformano in un'altra. Invece questi nuovi sistemi si autotrasformano mentre te glieli dai. Non c'è un passaggio intermedio. Bene, qualcosa di simile avviene per la predizione, per lo sviluppo di tecnologie orali, quindi riconoscitori di parole. Io gli parlo e lui capisce, Alexa, quella roba lì, va bene, Siri, che funziona malissimo, o viceversa, generatore di parlato. Io gli do un testo e quelli parlano. Anche questi sistemi sono talmente agnostici, talmente, tra virgolette, stupidi, e per questo ci piacciono, perché non dobbiamo convincerli che l'occitano è tanto importante dell'italiano, o che l'Arbresce è parlato a Zangarola, come si chiama quella frazione che si è dichiarata? Zangarona. È diverso. A me importa niente, io gli dico questo è l'audio, questo è il testo, mappameli uno sull'altro con un numero sufficiente di ore di parlato, ma si parla di 10, di 10 ore di parlato, 20 ore di parlato in 2 giorni di lavoro con un buon microfono, si raccoglie, poi trascritto, e qui di nuovo la trascrizione deve essere quella, se no non funziona. Se io do 20 ore, 30 voglio esagerare, di parlato, ben trascritto, e faccio fine tuning, cioè addestramento fine, di ultimo livello, su un sistema che si chiama Whisper, sostanzialmente questo mi parla in zangaronese, in modo praticamente perfetto. Fichissimo, ci piace un sacco, tutti fuori col mulo, con la macchina, a registrare gli ultimi parlanti, 30 ore per volta, di tutte le parlate possibili. L'Occitano, 120 comuni, in quasi ogni comune potrei trovare uno. Potrei fare dei sintetizzatori vocali che parlano ostanese perfetto, non che lo parlano spontaneamente, che datogli un testo, lo pronunciano in ostanese. Naturalmente, adesso lo devo dare io, non è che parlano da soli, va bene?
E cosa serve questo? Il problema di fondo rimane sempre lo stesso, la trasmissione familiare. È chiaro, qui stiamo sempre combattendo battaglie avendo in mente, come dire, sempre deviando all'obiettivo principale. Questo è un problema che sicuramente questi sistemi possono conoscere prestigio. Ecco, un'altra caratteristica che non hanno niente di folclorico, niente. Io mi ricordo quando ero più giovane, veniva fuori l'interfaccia di Windows in napoletano, erano cose quasi offensive, no? Perché? Perché non erano serie, erano appunto Uè Guagliò per dire ok, no, capito? Yamma buona per dire, capito? No. Questa roba qui è veramente completamente neutra. E se io, vedete, ora non vi posso far vedere perché non condividiamo lo schermo, ma il traduttore ladino, io scrivo una frase, la scrivo in ladino. Non parla di nonne, non parla di come si faceva una volta il formaggio, nulla di tutto ciò. Ovviamente è stato nutrito, addestrato su anche testo moderno, ovvero neologismi, parola della contemporaneità, perché anche questo è un problema molto noto. Se noi pensiamo che questi sistemi si devono addestrare sulle 5.000, 10.000 parole più comuni, se voi fate, io l'ho fatto nei giorni scorsi, l'indagine che facevano negli anni 20 i grandi dialettologi, Shair Maher, che giravano l'Italia per fare l'Atlante linguistico italiano, un cui punto è Ostana, punto 168, tra le 1.600 parole più comuni le chiedevano una per una, prendevano una persona e le interrogavano e le trascrivevano. E c'era Falce, c'era Pastoia, c'era Cavezza, c'era Panchetto, Sgabello per mungere. Queste parole non sono più tra le parole più frequenti in lessico di un bambino, chiunque voi abbia figlia. C'è aeroplano, c'è mouse, c'è schermo, no? Quindi la neologia anche qui non è che è inutile dire mia nonna non lo diceva, tua nonna lo diceva perché tua nonna mungeva, io non mungi più, so che non lo diceva. È proprio per questo che noi dobbiamo modernizzare la lingua. E anche qui il sistema, nella sua stupidità, non permette 1000 sofismi. Nel senso, se lo vuoi fare, lo devi fare, perché gli dai un testo e un testo regolarmente è pieno di parole, non sa tradurre, perché ovviamente tu scrivi testo e non parlano mai di mungitura, ma praticamente mai. Capite? E quindi anche questo, come dire, toglie tante fisime. Si può dire fisime? Si dice solo a Firenze fisime. Ubbie, giusto? Ok? Ultima cosa, il problema è la sovranità digitale. No, altre due cose. Della sovranità digitale. Noi viviamo, l'Europa, l'Italia, peggio mi sento, ma il problema è quello di prima. Tutti questi sistemi, la scuola, la televisione, internet, i traduttori automatici, i sintetizzatori vocali, hanno solo uno scopo: dare prestigio. Perché questo induca la trasmissione generazionale. Prima bisognerebbe indurre proprio la generazione di figli, perché già un problema in Italia non ci sono i bambini, quindi ponendo quei pochi che nascono a cui si possa trasferire la lingua. Quindi questi sono tutti argomenti di secondo livello. Ma prescindiamo per un attimo, rimaniamo al tecnico. C'è il problema della sovranità digitale. Noi tutti questi sistemi non li sviluppiamo in Europa. Non c'è nessun sistema che voi usiate tutti i giorni, no, uno c'è, è Spotify, che mi sembra sia svedese. Dei 10 sistemi con cui voi vivete la vita sostanzialmente 20 ore al giorno, sistemi di messaggio, sistemi di contenuti, sto finendo, eccetera, nessuno è fatto in Europa. Nessuno. Va bene? Quindi sono tutte tecnologie straniere, non perché lo straniero è un nemico, ma semplicemente di cui l'Europa non ha nessun controllo. Quello in cui l'Europa può davvero dare un enorme valore aggiunto è sui contenuti, perché mentre appunto gli americani o i cinesi in modo un po' diverso, ma insomma hanno le scatole, non hanno i contenuti delle scatole, cioè la varietà culturale interna è oggettivamente inferiore. Quindi l'Europa può giocare un gioco non di sovranità tecnica, mi sembra un po' tardi per recuperare, forse ancora siamo in tempo, ma siamo un po' ai limiti, per recuperare un ritardo che sta diventando incolmabile. Ma possiamo recuperare non sulle scatole, ma su quello che sulle scatole ci versiamo dentro. E qui è l'ultimo discorso, il discorso Quattrini. Questa roba qui è di una moda pazzesca, non si parla d'altro. In qualunque progetto di finanziamento universitario, io negli ultimi mesi ho scritto 2 PRIN, 2 Horizon e
e un synergy, vabbè, chi è dell'università sa, ognuno di questi sono richieste di finanziamento di 1 milione più piccoli, di 7 milioni più grandi, cioè sono 2 volte la 482 un progetto solo, capite? E qualcuno li vince, non è che, nel senso, e questa roba qui sta letteralmente sbancando il settore, nel senso, non dico che sia una parola magica, tanto la mettono tutti, la parola magica intelligenza artificiale, quindi anzi è il contrario, se non la metti non ti danno il finanziamento. Però veramente qui siamo in un mondo in cui, come dire, certe cose che Domenico appunto descriveva, questa iperprogettualità, questa ossessione dello sportello linguistico, come ci fosse qualcuno che deve ancora andare al comune, parla solo sardo, ha bisogno dell'interprete, un mondo che semplicemente non esiste, ok? E noi ci stiamo provando, dirottare grosse no, ma non rispetto alla 482, grosse quantità di soldi in questa roba. Mentre alcuni anni fa, se io dicevo faccio un progetto, e poi davvero finito, faccio un progetto di linguistica, dialettologia dell'occitano, mi serve X soldi per andare a fare indagini di campo, non la finanziava nessuno, era considerato di super retroguardia. Vabbè, roba da ottocentesca, la facevano negli anni 20, parliamo di cose serie, internet, queste robe qua. Oggi invece, siccome il problema della linguistica computazionale per le lingue ad alta dotazione è sostanzialmente risolto, perché questi sistemi funzionano benissimo, soprattutto in certi ambiti, nell'ambito della tecnologia, se li fate parlare di tecnologia, sono dei mostri, non sbagliano mai. Su certi argomenti sono ancora debolucci, ma su certi altri sono fortissimi e saranno sempre di più. Adesso è tornato di super moda andare a chiedere un monte di quattrini per fare l'LLM o il traduttore automatico in occitano, non solo non ti ridono più dietro, ma ti fanno, entro certi limiti, ponti d'oro, perché si rendono conto che quella battaglia l'hanno già vinta gli americani. Quindi se noi non ci mettiamo con qualcosa di molto europeo, la diversità culturale, l'inclusività, siamo tutti uguali, qui il gender non c'entra, ma la differenza linguistica fa parte comunque di tutto il mondo della riduzione delle discriminazioni, e sta tornando di moda da morire. E io di questi print che ho scritto, di questi Horizon, non li vinceremo tutti, magari non ne vinceremo nessuno, ma li vincerà qualcun altro e fa più o meno queste stesse cose. Fine della predica. Grazie. Carlo, Sì. posso fuori registrazione? No, è fuori registrazione. Non è grande. Carlo, io non mi sento di disconoscere le cose che hai detto, tu sei un tecnico, non le ho capite tutte, non ho capito il 10%. Ma forse il 15%, anche l'80%. forse il 15%, ma sono certo che Sì. ci hai parlato di cose importanti, cose serie e cose vere soprattutto. Ma in questo nostro incontro non abbiamo parlato né di coscienza, né di spiritualità, né di idealismo, che non sono venuti meno negli uomini, perché gli uomini ancora si muovono e fanno le guerre Con per questo in mente, cioè non almeno Con dentro questo, di loro. Cioè. Perché sarà pur vero che l'unità d'Italia, a favorire l'unità d'Italia, erano gli inglesi da una parte hanno finanziato, ma i 1000 Erano veri. erano veri, sono andati là perché ci credevano. Altro che. Allora, non disconosciamo la carica ideale, che è la carica ideale che dà il prestigio alla lingua. Sì. Per me è quella che dà, ed è quella che bisognerebbe in qualche modo, è quella di cui abbiamo bisogno. Ma siamo là in devo il microfono. Ah, sì. No. È quella di cui abbiamo bisogno. Io non penso che, non so mai se questa cosa si realizzerà, ma senza un occhio, senza la consapevolezza che certe trasformazioni, guardiamo il popolo ebraico, l'albanese è diventato in Albania lingua unitaria molto tardi, Tardivamente, certo. Addirittura avevo letto, non so se ricordo 72. bene, che avevano attinto agli Arbresce per Sì. costruire. Sì, perché gli Arbresci erano avanti dal punto di vista dell'elaborazione letteraria, certo. Quindi questa dimensione, la dimensione veramente di un sovranismo positivo, perché purtroppo oggi parlare di sovranismo è terribile, no? Non dovremmo parlarne, così come non dovremmo parlare di identità,
anche perché la mia identità di occitano non è quella di mio nonno, completamente diversa, proprio perché parlo degli argomenti che dici tu, però senza la carica passionale, senza l'idealità, senza la spiritualità, che cosa ci rimane? Di queste cose non ho parlato, ma Scusa, che cosa ci rimane? E poi attenzione a certe cose, io sto notando, è vero che non dobbiamo parlare la lingua della nonna, ma i nostri dialetti io li ho sempre paragonati a degli scrigni. Abbiamo tanti scrigni da cui possiamo attingere. Io ogni tanto scopro, ad esempio, un autore linguadociano che usa una parola che mio papà diceva, ma che si è completamente persa. Quindi potrebbe essere... capita spessissimo. Sì. Allora, cosa facciamo? Facciamo un occitano come, ahimè, succede, tradotto dall'italiano e appoggiato all'italiano, cioè non è un occitano, ma questo in nome della modernità? No. Sì, io ho dato l'impressione di dire questo, non lo penso minimamente. Dobbiamo attingere a quello scrigno per costruire una lingua nuova. Quando ci fu il Concilio Vaticano, quello mi è sempre rimasta impressa questa cosa, con Giovanni XXIII, parlavano in latino, non c'era la parola per dire bicicletta, la coniarono birota. Birota. Il latino si è perso anche in Vaticano. Scusa? Il latino si è perso anche in Vaticano. Parlano italiano. Sì, ma però non divaghiamo, certo che si perde tutto. Si perde tutto. Ma io se ho dato l'impressione di pensare che non avesse valore la carica come dire, emotiva e ideologica, ideologica uso nel senso assolutamente lecito della parola. Mi scuso, non era questo. Io facevo un discorso, sostengo e lo sostengo con forza, che questi strumenti, se servono a qualcosa, servono ad aumentare il prestigio. Questa è la prima cosa. E quindi la carica emotiva, che poi è l'unica cosa che conta, che le mamme o i babbi prima di tutto facciano i figlioli e secondo gli parlino in quella lingua, cioè, perché poi chiunque studi linguistica all'anno 1, semestre 1, sa che la lingua imparata come prima lingua, come lingua di prima socializzazione, è diversa dalla lingua imparata dopo, è diversa, inevitabilmente e per sempre diversa. Seconda obiezione che mi sento di tranquillizzarti, tra virgolette, è il fatto sintattico, cioè le lingue calco, parola per parola, come tu hai definito, appoggiate sull'italiano, non solo non sono di nessun interesse per il linguista, ma non sono neanche di nessun interesse dal punto di vista identitario, no? Perché tra l'altro, l'oggetto più complesso della linguistica, forse, non sono due gli oggetti complicati, sono tanti, ma molto complicati sono la pragmatica, cioè come usiamo la lingua per dire delle cose, e la sintassi, come mettiamo le parole in ordine, giudicando se le frasi sono ben formate o mal formate. E questo è un istinto che si ha solo se si nasce con quella lingua. Cioè te a me mi dici una parola in fiorentino, io so immediatamente dirti è giusta o è sbagliata. Non è giusta, funziona grammaticalmente o no. Se non lo faccio da bambino questa caratteristica io la perdo inevitabilmente. Quindi le lingue calco, le neolingue che a volte si sentono alla televisione sarda, e sono un italiano parola per parola da fa piangere, non mi piacciono particolarmente neanche a me, ma questi sistemi non credere, perché io vi ho detto basta il fine tuning, che abbiano questa ingenuità, non è assolutamente così. L'esempio che faccio sempre: se io istruisco un sistema su base parola per parola o su base calco, la traduzione di come ti chiami in inglese è what's your name, non c'è neanche una parola che corrisponde all'altra, nemmeno una, capito? Quindi se non l'ho detto perché il tempo finiva, l'unica cosa che bisogna giocare è questi corpora piccoli, non più così giganteschi come pensavamo, devono essere di altissima qualità. E qui vieni te, Fredo, la scelta dei neologismi, la scelta del lessico. Peire, che tutti conosciamo, attinge nelle sue traduzioni continuamente al lessico di altre zone dell'Occitania, che magari c'erano anche qui, che qui sono semplicemente perse, ma l'italiano è pieno di parole prese da letterati che l'hanno usate. Sta perdendo un po' la capacità espressiva. Certo. Certe cose
In italiano si possono hai dire 50 in sinonimi un'altra lingua si non dicono in un altro modo, certo, si capisce in modo diverso. non si creda, se l'ho fatto credere ho sbagliato, che questi sistemi abbiano questa ingenuità. Io solo mi riferivo al fatto che da 200 milioni di investimento si passa a 200 euro, capito? Però, come c'era scritto nell'articolo e forse è circolato, che ho scritto a presentazione di questo intervento, i corpora non si fanno da soli. Piccoli, non enormi, non colossali, qualche mese di lavoro anziché qualche centinaio d'anni combinato di lavoro di ingegneri. Sì, ma non si fanno da soli e vanno fatti con gente che sa quel che sta facendo. Questo sì. Bravo. Ora merenda Ah, devo fare pure l'altro? Ah, pure. Ah, vai. Non contenti. Vorrei prendere un po' di aria. Sì, sì, fa un po' di chiuso. Ma sei in pausa te o sei live?
Vado? Volevo sapere se a livello europeo non c'è nessun accordo per cercare di raggiungere e superare questo insieme di tecnologie americane che ci governano in qualche maniera. Allora, è un argomento caldissimo, se ne parla tantissimo. Finora le iniziative che ho visto sono, usando un eufemismo, velleitarie, estremamente velleitarie. Oggi è uscito in giro nell'ambiente dei linguisti, so Edoardo se anche hai avuto te, le risposte di Emma, la nuova IA italiana, delle pantofole, vabbè, probabilmente sono anche cose fatte ad hoc per far ridere, però comunque velleitari. C'è qualche iniziativa, perché i problemi sono essenzialmente tre. Lo studio degli algoritmi, cioè la parte di ingegneria di cervelli che servono per fare sta roba. L'Europa non ha nulla da invidiare a nessuno. La potenza di calcolo, anche questo è paradossale, relativamente tutti i chip sono quasi tutti fatti in Cina, ma le macchine che stampano i chip sono tutte fatte in Europa. Fa uno solo, è un olandese. Tutta l'elettronica che noi conosciamo è fatta grosso modo a Taiwan, praticamente tutta, con macchine fatte a Delft, a Leiden, un posto del genere. Quindi non è quello il ritardo è proprio del meccanismo di investimento. L'Europa, con la sua frammentazione in tanti mercati, in tante lingue, non ha la cultura che probabilmente solo uno Stato potrebbe avere, è come fa la Cina, o solo una propensione a questo venture capital abituato a rischi enormi e a ritorni enormi che c'è in America. Non abbiamo nessuno dei due, né uno Stato regolamentatore come in Cina, che butta soldi e li può perdere, né un capitalismo d'avventura, un capitalismo di rischio, abituato a ragionare su ritorni, guadagno 1000 per, ma 999 volte perdo. Questo vuol dire, l'investitore italiano, europeo, accetta di fallire alcune volte, alcune altre, ma non 1000 volte perdo e la 1000esima recupero tutte le altre 1000 perdite. Questo è il modo di ragionare dell'investitore americano. E quindi hanno delle capacità di rischio e delle capacità di stare decenni senza guadagnare, come succede, che in Europa culturalmente non abbiamo. Abbiamo paura. Un'altra domanda, forse sciocca, ma se noi produciamo, se l'Olanda mi sembra produce queste macchine per fare i chip, sì? Perché non produciamo noi chip? Perché farli qui costa troppo. Ma ci sarebbero le capacità tecnologiche Certo, per farle? certo, assolutamente, certo. Costa troppo in che termini? Costa troppo, il costo del lavoro in Europa è più alto, e quindi è vero che questi oggetti Però sono... Taiwan non è basso il costo del lavoro. Beh, comunque, di fatto, poi c'è un ritardo accumulato spaventoso, cioè, non so chi diceva, se te cerchi ingegneri, perché ovviamente servono ingegneri specializzatissimi per fare questi chip, perché sono macchine complicatissime che lavorano nell'ordine del micrometro, del nanometro, eccetera, eccetera, manca la filiera industriale in Europa, non c'è. Non si sta cercando di farla, no? A parole. Si sta provando a fare qualcosa in un altro settore molto meno, come dire, al bordo, molto meno d'eccellenza, è quello del, che viene chiamato storage, cioè di quello che chiamiamo il cloud. Cioè il cloud sono solo dei tantissimi computer in rete, in un posto X, chissà dove, raffreddati, può essere a Timbuktu e può essere, comunque non cambia niente. E su questo il fatto che te fisicamente salvi i tuoi dati perché poi alla fine sono salvati in un posto, non è vero, sono salvati in più posti perché sono duplicati, ma insomma a un certo punto, ecco, provare a portare in Europa almeno questi sistemi di salvataggio dati, che sono dei grandi archivi essenzialmente, ma quello che non si riesce a fare è fare questi centri di calcolo terrificanti che hanno dei costi, come dicevo, di costi di gestione altissimi, dell'ordine dei milioni, dei decine di milioni al giorno, e che ad oggi stanno perdendo soldi. E l'Europa non è capace di sopportare perdite così forti con denaro privato. Servirebbe un accordo tra stati, come è stato fatto per gli aerei o per il CERN di Ginevra. Il CERN di Ginevra quanto costa? Miliardi, ma viene finanziato. Per cui dipendiamo per tutto dall'estero. Totalmente. L'unica piattaforma europea è Spotify per ascoltare la musica, che non mi pare proprio una cosa secondaria, però dal punto di vista tecnologico è banalissima, e Booking.com,
che è ufficialmente ha sede ad Amsterdam. Poi gli utili li porta tutti fuori, naturalmente, però ufficialmente è ad Amsterdam. Niente, siamo credo verso la fine di questa serata. Io ne approfitto per raccontarvi una cosa brevissima, cioè che tutto questo è avvenuto da questa casa, di cui forse è inquadrata una piccola parte, che si chiama la Maison des Langues, la Casa delle Lingue, che è un progetto finanziato dal PNRR, che io come Small Codes, insomma con la mia organizzazione si occupa di tecnologie per le lingue minoritarie, ha avuto questo finanziamento, abbiamo ristrutturato un rudere, una casa che era in condizioni di abbandono, sostanzialmente crollata, una delle ultime rimaste in questo borgo di Ostana, che è un borgo originariamente di lingua occitana delle Alpi Piemontesi, e l'abbiamo messa a disposizione da oggi si apre, per chi voglia fare periodi di studio o anche di riposo, ma comunque un riposo, come dire, impegnato, destinata a artisti che abbiano un interesse alla diversità culturale e linguistica. Questo è naturalmente il centro di interesse, che possono, sul sito poi ci sarà tutte le informazioni, fare una richiesta di ospitalità, ma non si è ospitati, si vive qua per un periodo, con l'unico obbligo di restituire alla comunità una parte del proprio lavoro tramite intervento sui social network, oppure se si è un linguista, attività di ricerca di campo sulla lingua, possono essere moltissime, fa parte del progetto che ognuno propone e che poi la commissione valuta, e che vorrebbe essere appunto una prosecuzione tutto l'anno dello spirito del premio Stana, scritture in lingue madri, che invece naturalmente ha una durata che si è limitata a un fine settimana lungo, quindi portare il premio Stana in qualche modo tutto il giro dell'anno, non necessariamente se si è stati premiati qui, ma in mille altre possibilità si possono dare. Ora, per farvi degli esempi, ora in prossime settimane un premiato di Ostana si trattiene qua e continuerà il suo lavoro di studio sulla sua lingua, che in questo caso è una lingua africana. Oppure Ostana è, come vi dicevo prima, un punto ICE, cioè un punto in cui fu fatta un'indagine dialettologica negli anni 20, leggendaria, che oggi si vuole rifare 100 anni dopo per vedere lo stato della lingua in questi ultimi 100 anni, quanto si è perso, quanto si è mantenuto. I ricercatori di questo Atlante linguistico saranno ospitati qua, e qua verranno fatte le interviste agli ultimi parlanti, perché sono ormai rimasti in pochi, nativi della varietà ostanese. Progetti di questo tipo. Questo fatto con denaro pubblico, e quindi forse per una volta speriamo che questo denaro pubblico sia stato usato bene, mi auguro che sia così. Un'altra mia curiosità,